Una bella giornata di sole oggi ha fatto da cornice agli spettacoli della 67esima Sagra del Mandorlo in Fiore e 57esimo Festival Internazionale del Folklore. I gruppi hanno ballato sul palco di Piazza Cavour. Ecco il folklore dell'India, candidato a portarsi a casa il Tempio d'Oro in miniatura Castore e Polluce. Tantissima gente ha assistito agli spettacoli in Piazza Cavour. Alla Sagra del Mandorlo in Fiore, il folk della Giorgia, il gruppo Erisioni. Domani, venerdì, gli spettacoli al chiuso della 67esima Sagra del Mandorlo in Fiore, 57esimo Festival Internazionale del Folklore. Il primo spettacolo inizierà alle ore 16, il secondo alle ore 21.